Tra poco avrebbe compiuto 89 anni. La sua vita si è invece conclusa tragicamente al volante di un'automobile lungo la Treviso Mare a Meolo. Lo scontro con un'altra macchina, su cui sono in corso le verifiche che ne chiariranno la dinamica, non gli ha lasciato scampo. La vittima stava uscendo da un distributore di benzina con la sua Punto. Erano circa le 9 di mattina. L'impatto con l'auto guidata da un 57enne trevigiano è stato particolarmente violento. I vigili del fuoco, arrivati da San Donà di Piave e da Mestre, hanno lavorato per estrarre l'88enne rimasto incastrato tra le lamiere, ma i soccorsi dei sanitari del 118 si sono purtroppo rivelati vani. L'uomo, originario di Meolo, lascia la compagna e un figlio. Praticamente illeso invece l'altro automobilista, che si è comunque recato autonomamente all'ospedale per controlli. È stato anche sottoposto all'alcol test, dal quale è risultato negativo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di San Donà di Piave, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire le cause dell'incidente, in particolar modo chiarire le dinamiche di velocità. Le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della strada ad opera dei vigili del fuoco si sono invece concluse dopo circa un'ora.